terminata con il risultato di 5-3 la sfida tra Mistral Palermo e CUS Palermo, con mister Gianluca Esgro, lo salutiamo. Salve. Mister, chiediamo subito cosa è successo nel secondo tempo, perché un primo tempo è stato giocato veramente tanto alla grande, poi un blackout, che succede? Ma dobbiamo mettere che sono anche ragazzi, quindi molto probabilmente il primo tempo che si è chiuso sul 3-1, forse anche un po' la giovane età ha consentito che i ragazzi cavassero di concentrazione, però dico io penso che quando una squadra vince ha sempre ragione, quindi onore al mister, al Palermo che ha vinto e ha meritato di vincere la partita. Sono tanti giocatori giovani nel suo roster, qualcuno potrebbe essere già chiamato, oltre chiaramente quelli che già sappiamo essere in prima squadra, nel progetto per il prossimo campionato? Ma noi siamo un cantiere aperto, stiamo investendo sui giovani, adesso partirà anche l'Under 19 regionale, quindi in primis dobbiamo fare crescere questi giovani perché abbiamo tanti giocatori che vengono dal calcio, quindi tatticamente ancora non sono pronti e si è visto anche oggi qualche giocatore, però a volte lo sport è pure divertimento, quindi questi ragazzi hanno bisogno di crescere e di non avere fretta. Adesso invece diamo uno sguardo al prossimo incontro, affrontando il Villaura, una delle squadre corazzate di questa Coppa. Le chiedo se li conosce, cosa si aspetta e come la preparerete. No, no, cioè, conosco qualche ragazzo di questa squadra del Villauria, ma sono dei ragazzi che hanno fatto già un po' di storia loro, quindi sarà una partita anche tosta questa, però ci faremo trovare pronti e sperando di arrivare a un risultato positivo.